E proprio durante il momento in cui stanno aggiungendo un nuovo cartellone, appunto qui dal condominio di Corso Novara, siamo con Rosario, uno dei tanti condomini che si è prestato per questa enorme opera capitanata da Gigetto, che qui vediamo proprio all'opera, e tutto il palazzo ovviamente, e diciamo che in molti ovviamente hanno un po' preso male questa cosa per scaramanzia. Abbiamo visto prima proprio un suo amico che è venuto qui e ha detto è ancora presto, invece voi ci credete, e mi diceva che ci saranno nuove aggiunte, no? Quindi non è solo questo. E quindi vi state già preparando poi per non trovarvi impreparati quando sarà. Va bene. Grazie mille al signor Rosario. Gicetto anche lui è Lorenzo, vedi? Lorenzo, un altro su Calcionapoli 24, un altro dei ideatori di questa fantastica idea. Fratello Fratello di Gigetto? Sì, bravo. Perfetto. E quindi come avete avuto questa idea, e poi qual è il responso dei tifosi che state avendo? Perché c'è un po' di dibattito. Pure i turisti che stanno passando stanno fotografando continuamente, una bella cosa, così dicono, e anche perché sono entusiasti tutti quanti. non si era mai vista una cosa del genere. Su una facciata di un palazzo, diciamo così. E avete in mente, chiedevo anche a Rosario, di ampliare ulteriormente la... Vediamo, qualche altra cosa pure faremo. Abbiamo visto proprio adesso live Uciuccio Vola, quindi... Sì, Uciuccio Vola e qualche altra cosa. Io tra l'altro sono un po' vecchiotto, un po' datato, diciamo non così. Si direbbe. Sono l'ideatore dello striscione del primo scudetto. Ah, davvero? Che misero sul Teatro San Carlo. Ah, che sarebbe, per me che sono giovane... Se sei giovane, praticamente fu messo per la prima volta nella storia di un teatro lirico. La prima volta fu esposto uno striscione su un teatro lirico e non c'era da mettere una frase banale, ma scrivemmo al Teatro San Carlo, scrivemmo Siete la decima di Beethoven, una sinfonia che non era ancora stata scritta. L'ideatore, e poi con l'aiuto della sovrintendenza e tutto mi autorizzarono ad affiggerlo. E quella foto ha fatto il giro di tutta Europa. Diciamo, allora, nell'87. Dopo tanti e tanti anni la cosa si sta ripetendo, perché sta facendo il giro d'Italia e d'Europa anche questa idea. Uno è tifosissimo, Napoli ce lo porta nel cuore e lo trasmettiamo anche ai figli. Questo è. Quindi in caso di Champions mi proietto più avanti, avete in mente qualcosa? Quella non la pronunciamo. Poi ci pensiamo. Vedremo, chi vivrà vedrà. Grazie mille a Rosario e a Forza Napoli, i nostri amici del condominio di Corso Novara. Eccoci qua. Monumenti